Si chiude oggi la campagna elettorale e da domani, giorno 8 e il 9 giugno si vota per le elezioni europee ed amministrative. In tutto sono 37 i comuni siciliani che rinnoveranno i loro organi elettivi, 32 per scadenza naturale del mandato elettorale e 5 attualmente amministrati da commissari straordinari. Per quanto riguarda il sistema elettorale, 29 andranno al voto con il maggioritario e 8 con il proporzionale. Gli elettori chiamati alle urne per le comunali sono circa 485.000. L'unico capoluogo di provincia interessato da questa tornata elettorale è Caltanissetta. Tra i comuni di maggiori dimensioni ci sono Gela nel Nisseno, Mazzara del Vallo nel Trapanese, e, per la provincia di Palermo, Bagheria e Monreale. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8, dalle ore 14 alle 22, e di domenica 9, dalle 7 alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative si terrà nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. In provincia di Agrigento si voterà in 6 comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata Commissariato, Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta.